Sporting Club di Nola, sesta giornata del campionato di Serie D per il girone I. La compagine campana di mister Esposito ospitava quella peloritana di mister Costantino, reduce dalla sconfitta interna e dolorosa contro la capolista Palermo firmata Figarrotta. È stato invece un pari al Dino Liotta di Ligata per quella campana, terminato 1-1, una sfida al cardiopalma. Recuperato per i bianconeri Guarro dall'infortunio subito in campo, tra gli altri invece assenze pesante per i giallorossi che dovranno fare a meno di Marchetti e D'Ambros, non al meglio Alaje Gomez, solo panchina per la boa portoghese. Spazio allora da Iello tra i pali, linea difensiva composta da Guida Damo, Fissore, Marchetti e dal rientrante Brunetti, chance per Miele al fianco di Giuffrida, trittico di mezze punte con Davis, Correnti e Melillo. Dietro l'unica punta Carbonaro, osservato anche allo Sporting Club. Un minuto di silenzio in ricordo del presidente del Sassuolo Quincy. Devo dire, possiamo passare a raccontarvi il film di questa sfida che si apre col primo tentativo di Correnti che chiama all'intervento Capasso. Seconda chance sempre per il Football Club Messina con Miele che da limellare lascia andare il destro al volo, colpendo il legno interno. Viene graziato Capasso in questa occasione al 14esimo, ghiotta chance per l'FC Messina che ci riprova al minuto 16, corner dalla destra affidato a Melillo, prova a scodellare dentro dove trova la testa di Carbonaro che si stava inserendo sul primo palo, non riuscendo però a centrare il bersaglio grosso. Ci riprova 60 secondi più tardi sempre la compagine giallorossa, ancora con Melillo che pesca nel cuore dell'area di rigore. Marchetti impreciso in questa occasione, è un monologo del Football Club Messina con Carbonaro che fa spallate con l'intera retroguardia del Nola per poi alleggerire la sfera sui piedi di Bevis, cincischia un po' col pallone per poi spostarselo sul mancino e chiamare al grande intervento Capasso, eroe dell'ultimo turno al Dino Liotta di Ligata. Ancora un corner di Melillo, svetta un giocatore del Nola, si avventa sulla sfera, Correnti sul secondo palo che non riesce però a inquadrare il bersaglio grosso, prova a mettere il naso fuori dall'altro lato il Nola con questa azione insistita sul versante destro, alleggerisce però la retroguardia giallorossa. Proprio quando sembra maturare lo 0-0 al termine del primo tempo arriva con un fulmine a ciel sereno il pallone scodellato dentro da Melillo, svetta Fissore, la zuccata di Paolo Carbonaro ed il vantaggio del Football Club Messina col 7 sulle spalle. Segna ancora una volta l'arciere Paolo Carbonaro, regala il vantaggio proprio allo scadere della prima frazione di gioco ai giallorossi di Massimo Costantino, che a seguito del duplice fischio del direttore di gara De Vincentis di Taranto guadagneranno i locali degli spogliatoi. Possiamo passare allora con le nostre immagini a cura di Antonio Caroe al film e la ripresa, allontanato dopo pochi minuti il tecnico campano del Nora. Episodio però decisivo, infatti sliding door della gara al minuto 7 e la ripresa, scodellato dentro questo pallone Fissore, intervento scellerato, non può che indicare il dischetto del calcio di rigore, il fischietto tarantino. Proteste incomprensibili da parte del difensore giallorosso sul punto di battuta, si presenta Guarro al rientro dell'infortunio, va Guarro, spiazza Iello e fa Nola 1, Football Club Messina 1, ristabilita alla parità del punteggio dal capitano e numero 3 Guarro. Prova a gettare allora il cuore oltre l'ostacolo il Football Club Messina con Guida Damo che serve un compagno, prova a spostarsi il pallone, in questa occasione Melillo non inquadra però lo specchio della porta difesa da Capasso. Dall'altro lato il Nola si rende però ancora una volta pericolosa in avanti con questo pallone a incrociare che sibila alla sinistra del palo di Aiello. Occasione nel finale però per il Football Club Messina con Carbonaro che arpiona questo pallone, prova a cederlo a un compagno e Correnti che prova a rientrare sul piede preferito, il destro, non inquadrando però il bersaglio grosso. Ancora un'occasione nel finale, gettato nella mischia anche Alaje Gomez, proprio lui a fare la sponda a Carbonaro con questo colpo di tacco, ci prova Paolo Carbonaro, si spengono forse qui le speranze per mister Costantino. Arriverà infatti il triplice fischio del fischietto tarantino De Vincentis, game over allo Sporting Club di Nola, impatta sul pari dopo una partita dominata il Football Club Messina. All'iniziale vantaggio di Carbonaro risponde Guarro.